Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Oh, bella ciao. Come si toglie? Salve ragazzi, salve a tutti, come stiamo? Ci vedete caso le mie condizioni, sto un po' off limit, diciamo. Siamo un po' esauriti stamattina. Aspettate un attimo che chiudo la porta, altrimenti si sentono rumori ovunque. Vabbè, comunque stavo dicendo, mi appoggio qua. Non ci fate caso alle mie condizioni, sono un po' così, però mi scocciavo di fare tutto. Sto perdendo tutti i commenti, eccomi qui. Alessandra Dorazio, un bacione forte. Giada, un bacio. Fabiana Palomba, un bacio. Allora ragazzi, volevo dire a tutti quanti di iscrivervi al mio canale, che è questo qui dove sto facendo la diretta, e poi se mi metti bianco e nero sono un po' più carina forse, per niente sono il cesso peggio di prima, vabbè. Allora comunque volevo dirvi di iscrivervi al mio canale, che sarebbe questo qui dove sto facendo la diretta. Poi attivate il promemoria con la canzone Stomba Zen, che uscirà a breve. Chi è? Sto in diretta. E sto in diretta. E dove vai? Ok, ciao. Allora, comunque stavo dicendo, attivate il promemoria della canzone Stomba Zen, che uscirà sabato. Quindi ragazzi è una canzone favolosa, molto, ci tengo molto a questa canzone perché è molto bella, quindi attivate il promemoria. C'è anche la chat dal vivo, quindi parlerete direttamente con me, io commenterò, cioè parlerete, ci sarò io che chatterete con me, diciamo, dai. Poi, ma perché spariscono i commenti? Poi volevo dire di invitare a tutti, in tal caso condividete nel vostro profilo il profilo di YouTube, questo qui, e invitate i vostri amici ad iscrivervi al canale e a fare attivare il promemoria. Poi una cosa molto molto importante volevo dire, che oggi è la festa della mamma. Quindi voglio fare un augurio grandissimo a tutte le mamme, alle neomamme e a quelle future mamme. Allora, tua figlia è stupenda, Anna, grazie mille. Ciao, mi chiamo Deborah, mi saluti? Ciao Deborah, un bacione mille. Grazie mille Elena e Chiara, un bacione, ancora auguri, eh. Auguri a te per la festa della mamma, Fabiana Palomba, grazie mille. Come si fa ad accettare con te? Non penso che si può entrare in diretta su YouTube, poi in tal caso dopo ne farò una su Instagram e accetterò le persone in diretta. E la farò anche sulla mia pagina Facebook, che è Carmen Zarra, quella là con il bollino blu, solo quella è la mia pagina di Facebook. Allora, auguri mamona, grazie mille Lorenzo, mi saluti, sono Francesca, ciao Carmen, mi saluti, Samantha, ciao Samantha, un bacione. Allora, stavo dicendo che ora farò anche le dirette qui su YouTube. Ho scoperto ora che si fanno le dirette su YouTube, ho scoperto tante cose. Mi vuoi chiamare a me? Tesoro, mandatemi le richieste poi dopo su Instagram quando farò la diretta, io accetterò. Non ce la faccio ad accettare a tutti perché veramente ne siete tantissime quando mi mandate le richieste in diretta. Tantissimi auguri a te, principessa Angelo Nole, grazie mille, grazie mille. Ciao piacere mio Tina, ciao Tina, un bacione forte da parte mia. Allora, comunque che volevo dire?
comunque volevo dire di come vi è piaciuta la canzone Figlia mia, ragazzi. A me è piaciuta tantissimo, quella è una canzone molto 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 significativa per me, molto. Dove sta tua figlia? Mia figlia sta di là con Daleka. Io faccio la diretta e lui guarda un attimo Giorgia. Allora, comunque vi è piaciuta la canzone Figlia mia? Sei la mia idola, Ilenia e Chiara, grazie mille. Sì, è bellissima, sì, è bellissima. Sì, la canzone Figlia mia è stupenda. Grazie mille ragazzi, a breve per i nuovi entrati ci sarà la canzone Stumbazen, che è un'altra favolosa ragazzi, uscirà sabato, attivate il promemoria e c'è anche attiva la chat in diretta, la chat dal vivo, quindi parlerete con me, quindi non vi preoccupate che voi commentate dopo nella chat dal vivo nella canzone Stumbazen, attivate il promemoria, condividete, così parlerete direttamente con me anche nella chat dal vivo su YouTube. Devo dire una cosa che mi sono dimenticata. Bellissima ragazzi la canzone. Che c'è? No, dopo. Dopo. Tra 2 minuti. Allora ragazzi, poi c'è anche TikTok che mi chiamo Carmen Zarra Official, andatemi a seguire perché là veramente impazzisco proprio. Allora, comunque, vi voglio cantare un pezzettino piccolino della canzone Stumbazen. Già ti seguo, grazie mille. Ciao Carmen, mi piace, le tue canzoni mi emozionano quando canti, grazie mille. Allora. Pure stasera sto qua, sotto casa t'aspetta. Sta creatura che non pensa più, non ti conosco più. Con i tuoi amici nuovi parli in italiano, ti sei scordata di me. Sto chiagnendo, sto impazzendo, ma nessuno non ne sa la verità. Buonanotte, rientra la macchina, e ti vengo a cercare, rinde mano. Una bugia, solo vento da può portare. Ah, lo schiaffo già spartuto. Basta ragazzi, basta, altrimenti spoileriamo tutto. Ragazzi, uscirà sabato Stumbazen, quindi restate collegati, attivate sempre il promemoria. Sei bellissima, grazie mille Angela Musso, sì Angela Musso, grazie mille tesoro, grazie mille veramente. Mamma mia, brividi, bellissima. Allora, attivate il promemoria, domani pubblicherò un pezzettino di trailer su Instagram, oppure la pubblicherò stasera, mo vediamo un po' come si mettono le cose. E voi intanto ve lo sto dicendo da quando è iniziata la diretta, attivate il promemoria, avete ragione, potete pure dire c'è rotta un po' i puntini, però voi attivate il promemoria, iscrivetevi al canale che vi arriverà la notifica. Poi sabato quando uscirà la canzone, tipo mezz'oretta prima, 15 minuti prima, non mi ricordo, si attiverà a voi che avete attivato la notifica, vi arriverà anche a voi una notifica che sarà per uscire la canzone, quindi poi io sarò collegata in diretta con voi, voi potete chattare direttamente con me, quindi sarà una cosa veramente bellissima. Poi vedrete che ci sarà un conto alla rovescia, quindi una cosa veramente bellissima, eccezionale ragazzi. Poi vedrete. Lori 2000, ciao tesoro, un bacione. Allora,
che volevo dire più? Ragazzi, chiedetemi qualche canzone che io ve la canto, chiedetemi che canzone volete cantare. Nel frattempo mi arrivano le richieste e io vi canterò l'ultima canzone che è uscita, che è Figlia mia, che è una canzone bellissima, che è proprio molto toccante per me. È Figlia mia, niente da mancato, giuro ci sto qui. Siccome non miracolo mannata a di, siccome che la stella che brilla rinda a me, figlia mia, se l'emozione forte che vita mi potesse dare, sia gioia che sto cuore insieme al tuo papà, cercami di far crescere felice. Ma come si dolce gioia mia, quando ti dormo in coppa pietta mia, sento la voce sta canzone e che la mamma tu. Allora, ecco qua, voglio solo a te. Non sai quanta guaglione che mi hanno fermato per mi domandare se stiamo appiccicati, se ci vedremo ancora, se avrei fornuta, a me mi era fastidio risentire sti cose quando ho telefonato senza sentire voce, voglio che sei tu, ma invece sono quella che può nascere con me, mai voglio solo a te, io non sono guaglione pure se è sbagliato. Che si va sanati da giornata, però la pessa fa come l'hai fatto tu, poi ti fa sentire a te che la caccia provata, tu non muori per me come muori per te, o sai che non prova a me stessi cose e mi tratta così. Questa era Voglio solo a te. Ditemi le altre canzoni che volete, ragazzi, che io ve le canto. Valeria, un bacione forte da parte mia. Tocchi veramente il cuore, grazie mille, veramente grazie mille, ragazzi. Allora, vado a cantare un'altra canzone, sempre mia preferita, che vi consiglio per chi non l'ha ancora ascoltata, di andare ad ascoltare. Dimmi che ti piace, che è bellissima. Che fa così. Rimmel che ti piace quando ti regni vasa e se ti stringe forte io sto morendo rindo volesse sta vicino a te come una volta ma non è possibile tu sei con lei io sto morendo rindo si pensa che li vota io e te sempre abbracciate senza ce la sa mai ma ormai è tutto inutile, tu sei con lei. Bellissima anche questa, favolosa. Allora, amore mio, chiamami, amore mio, tu sei cattiva ma sei domi, e mi fa male non ti senti, voglio a te, soltanto a te, chiamami, amore mio, tu sei cattiva ma sei domi, e mi fa male non ti senti, voglio a te, soltanto a te. Te prego Lassale è una canzone molto molto vecchia e penso che io non credo che fava la quanta ci ho conosciuto a te e confondevo l'amore con male che mi facevi tu, maledetto cuore che per una mezz'ora e se aiuto un coppa un treno che non voglio tornare. Come una scema sono stata al tuo gioco un po' stupido perché non avrei mai immaginato che ci stevano troppe me, ma non le capite che sono pazze te e non ti lascia sei pure sbagliato con me. Canti la canzone che ho cantato per la prima volta. La mia prima canzone è stata quella con Daniele De Martino, che non è la prima volta. Infatti non è la prima volta, non è la prima volta.
Non è la prima volta che gli anni a sera a nascosto solo in coppa a una cuscina, ma stavolta basta di che è fornuta, non so che l'enore che ci spacco cuore. Lorenzo mi dice di cantare un istante è stata fatta con Victor, no con Daleka. E... dammi ancora un momento, sei tu quello che voglio e ti rivedo ancora attraverso un ricordo. Voglio ancora un istante, ciò che adesso è importante. Mi canti un istante, ragazzi, l'ho appena cantata, l'ho appena cantata. Allora, ragazzi, comunque ora stacco che vado a cucinare. E vado a cucinare anche a Giorgia che deve mangiare. E in tal caso faccio un'altra diretta stasera, sempre su TikTok. Sempre su YouTube faccio la diretta. Poi dopo più tardi la farò anche su Instagram, non vi preoccupate che vi accetto in diretta. Allora, stavo dicendo, allora, mo ora stacco perché si deve preparare da mangiare, l'orario di mangiare e tutto. Allora, ci vediamo più tardi con la diretta di YouTube. Poi farò anche una diretta su Instagram dove vi accetterò in diretta. Voi intanto attivate il promemoria, che è la canzone Stone Batzen, che è favolosa. Ci sarà la chat dal vivo, quindi potete anche iniziare a scrivere qualcosa che io vi risponderò in diretta, ragazzi. Cioè, vi risponderò a tutti. Cerco di rispondervi a tutti. Vi mando un bacione forte forte. A dopo, ragazzi.